Che non si vede nulla. Oh, K. Devo raddrizzare la camera. Come stai, Orazio? Mi dici quando la telecamera è dritta? Dimmi quando è dritta. Sto dritta adesso. Dritta. Bravo. Oh, K. K. Spostata, devo intrarotarla verso destra. Oh, la la la. Benissimo. Destra. K. Bene, bene, benvenuti. Sì, questi tutti i ragazzi. Sì, insomma, questa...
Lucia. Cosa sei, direttore tecnico? No, c'è tutto i VIP posti lì, che sono. Adesso se sentiamo fuori, ecco. Sai se ho già fatto questo servizio interno. Sì. Ok. Sto vedendo te lo dico. Giuliano, dove sei? Quando Paolo sta Siete in mezzo passante. Non so, c'è da mangiare? C'è da mangiare? La musica io devo stuparla, se no prendo violazione del copyright. Ho capito che non sente, ma se quando partire la canzone. Sì, ma
Tiriamo Guarda che avanti. Sono sempre i soliti casini. Vediamo se si vede. Eccoci qua con Maurizio Stecca. Cavolo. Ah. Anche lui presente a Certo, Montegrotto. certo. Eccoci qua. Una volta ogni tanto ci vediamo, dai. Sì, dai. Solo per le Ta- attività sportive. sportive, eh? Solo per le attività Eh. sportive. Però me la devi rilasciare anche te l'intervista, come ho fatto con Christian Sanavino. Ah sì? Ma non c'è nessuno della New Box. No, ah cavolo, Eh. peccato. Che veniva forse oggi. Ah sì? Mi sono sbagliato. No, io ho visto sul programma che non c'è nessuno Della New Box. della New Box. Vabbè, vedremo un'altra volta. Allora. Sicuramente se c'era qualcuno veniva perché poi anche lui è C'è tecnico. anche Patrizio Oliva per il giro a Oliva è Pentecoste. là, Oliva è là. È là, è là. Sì, ci siamo già salutati, dai. Come va Kevin? Va bene? Ah, dai, c'ha sempre un po' le sue, Sue rogne? un po' Sue- no, sue- no, le sue cose, capito? le sue, come si Sì, dice? esatto. Ok, le sue insicurezze. Esatto, ma sicuramente deve maturare. cambiare e deve maturare. Dai. Maturare. È giovane, io giovane, infatti sì. Quanti anni ha parto- lui? c'ha 16? 15 anni. Ne ha tempo di È maturare. passato adesso dagli school boys, è passato il primo anno da junior E penso- combatte anche oggi? e oggi combatte da junior. E allora dai, va tutto in, Gonfie. a gonfie vele, dai. Poi sono tutte esperienze, si fanno, si va, anzi, io vedo che Più si combatte, più c'è attività giovanile, più più- loro credono Certo, alla situazione certo. di dire sì, dai, andiamo, cresciamo e poi dopo quando è il momento, lo sai, l'elite è quella, Esatto. è l'ultima cosa finale Male, dove, sì, dove ti pugilato fai tutte olimpico, le tue esperienze di 6 anni, perché Esatto. sono 2 anni da school boys, Esatto. 2 anni da junior e 2 anni da youth. Mi sembra che Kevin abbia fatto anche quella parte di Cangurini. Con i Cangurini, che è stato il secondo campione d'Italia, è stato sempre quasi nei primi e tutto, eh. Cioè vuol dire, no, nell'attività dei giochi della gioventù è andato molto bene. Dimmi, hai visto? Ero se là, guarda, era di là, dall'altra parte, guarda. Ho fatto vedere il bolide prima Eros. Eh, Ha detto di quelle macchine lì non ce ne sono più in che giro. macchine. Ho preso la Ford Fiesta del 1980. Ah sì, Sì, ma lui, sì. lui poi se ne intende Sì, perché... sì, mi fa, guarda, ce ne sono poche di questi qua. Hai fatto un affare. Eh, allora, ho mandato, allora gli dico, ci sei sì, allora aspetta, che adesso la chiamo. Che canale è? Che aspetta, C'è scritto qua, guarda. Giorgio Oliva Box. Ah, allora adesso gli mando anche la foto. Eh? Già. Ma lei deve andare su quelle... Ma sul mio canale YouTube trova la live. Ah, su Giorgio Olivan Olivan Box, eh? Trova- Aspetta, adesso glielo dico che... Allora, ti mando, perché Kevin non è il secondo, è il quinto. E poi adesso ti mando, perché c'è la live, lo fanno vedere anche. Allora, adesso io ti mando una foto dove c'è scritto Giorgio Olivan Box e tu vai su YouTube e digiti questo nome ed entri in collegamento, perché adesso sta cominciando adesso il primo incontro, ok? Va bene? Ciao. Ma niente, tutto a posto, ho salutato Oliva. No, sì, sì.
Sì, ok. E allora direi che un applauso ci va assolutamente per iniziare questa giornata, una giornata che è particolare e speciale, perché è una giornata che vuole ricordare una persona particolare e speciale, perché oggi, oltre ad una riunione pugilistica, abbiamo un ricordo di un grandissimo fotografo, di Mr. Alex Ruffini, al quale va l'applauso, ovviamente in memoria e in ricordo. E questa giornata è organizzata in collaborazione con Cancer, Drugs and Rock and Roll, appunto in memoria di Alex Ruffini, che è da sempre, da quando era bambino, amico dei War Snakes, e quindi più tardi questa band veneziana ci delizierà con la sua musica rock and roll. Peraltro consentitemi di salutare e di ringraziare anche il fratello, so che è Martino Ruffini, al quale va l'applauso anche da parte vostra. E il fratello che ha deciso di, come dire, seguire le tracce e le orme di questa associazione, è vero che avrete visto all'ingresso ci sono delle scatole dove potete tranquillamente lasciare. mi si vede la live. Cancer, Drugs and Rock and Roll. Ma noi di pugilato ci occupiamo in questo momento, perché la musica sarà quella che ascolterete più tardi, e di pugilato ci accompagneremo con ben 12 incontri nel programma, tra l'altro incontri che vedranno la partecipazione in qualche modo, la loro il suggello anche da parte non di uno ma di 2 campioni olimpici, per cui chiedo un grandissimo applauso. Abbiamo con noi Maurizio e Patrizia Oliva, non so dove siano, ma sicuramente vedranno li renderemo protagonisti, quindi non uno ma 2 campioni del mondo, campioni olimpici, davvero una cosa straordinaria. Non posso che ringraziarvi per la partecipazione, ma come detto questo è un pomeriggio ufficiale valevole per la Federazione Pugilistica Italiana, pertanto io chiedo l'applauso e ovviamente per tutto quello che sarà lo staff della Federazione Pugilistica Italiana, a partire dal commissario di riunione, con noi la signora Gemma Della Vedova, commissario di riunione. Lei, insieme agli arbitri Damiano Dasinato, Marco Zananta e Claudio Laui, e il giudice Gian Antonio Canzian, gestirà l'esito dei nostri 12 incontri che tra poco inizieranno. Salutiamo e ringraziamo anche i cronometristi Camilla Rigoni e Gianni Ragazzi, il dottor Giorgio Fabrizio Monari e di fronte a me i volontari della Croce Rossa Terrogane, con l'invito ovviamente a godervi lo spettacolo e non dover mai entrare in funzione. Qualche minuto e inizieremo ufficialmente questa giornata che ancora una volta vi ricordo essere dedicata certamente al grande amore per il pugilato, ma se c'è qualcosa di vero rock and roll è anche la musica che ascolteremo dopo con The War Snakes. E allora, signore e signori, ancora con la richiesta di un grande applauso per iniziare questo pomeriggio qualche istante e daremo seguito alla box e al rock and roll insieme. Ok, ovviamente come detto questo è un evento ufficiale della Federazione Pugilistica, per cui il commissario di riunione ritiene opportuno far tendere ancora di più corde, tra le 16 corde, e io non posso tanto che ringraziare coloro i quali hanno accettato l'invito, perché certamente abbiamo Padova Ring che giusto giovedì sera ha festeggiato l'inizio di questa stagione 2023 e l'ha festeggiata anche ringraziando e salutando l'assessore allo sport del comune di Montegrotto, è con noi l'architetto, molto lieto, penso di poterle chiedere all'architetto un saluto alla sua comunità e ovviamente anche un grande grazie per la partecipazione. No, grazie a voi, io credo che storicamente questa sia la prima assoluta della box del mondo. Quindi abbiamo sloganato anche questo settore sportivo, ne siamo molto felici e quindi credo che la speranza è che si possa ripetere qualche altro evento, questo sicuramente, ma anche qualche altro evento di box importante. Noi siamo ben disponibili ad aprire appunto il nostro palazzetto anche a questo tipo di eventi. Ringrazio la Padova Box, la Pecora Bene, la Sigliana, che ringrazio tantissimo, e non so se ci sia domanda da quelle parti, sicuramente c'è, dopo saluterò anche lei e saluto anche i nostri concittadini e anche quanti da fuori sono venuti per godersi questo spettacolo. Grazie ancora e buon proseguimento di pomeriggio. Grazie. Grazie davvero alla persona dello sport del comune di Montegrotto e ovviamente se il bacino termale formato da
Rock è conosciuto in tutto il mondo, non c'è altra città così conosciuta in tutto il mondo come Venezia, Venezia da cui proprio erano i Warthanks, da cui arrivava Alex Ruffini. E allora direi che tutto è pronto per ufficialmente dare seguito al primo incontro. Vi dicevo che vogliamo ringraziare anche tutte le pugilistiche che hanno accettato l'invito. E allora, qui abbiamo un problema di microfono con il ricevitore, ma insomma cercheremo di farcela. Diamo il benvenuto all'arbitro Damiano Tasinato tra le 16 corde. Quando io do il benvenuto la prima volta sul ring è una buona educazione, un applauso per l'arbitro che comunque farà un compito semplicissimo. E allora vado a chiamare portabandiera dei colori della Dana Daina Elite con i 60 kg all'angolo blu, pronto da salire. Amar là. Sempre bellissimo. Box cinese, quindi Vicenza, e invece portabandiera si può dire quasi dei colori di casa perché è a pochi passi da qui la Thai Drago, pronti ad accompagnare all'angolo rosso il suo portacolori, sempre con i suoi 60 kg. All'angolo rosso sale Simone Perozzo. Faccio il possibile. E allora anche questo si disputa sulla distanza, questo primo incontro si disputa sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitra il signor Damiano Tasinato. Voi avete un solo compito, quello di fare un tifo sfegatato per qualsiasi pugile salga all'angolo rosso, all'angolo blu, e certamente insomma per essere ben partecipi al nostro tipo di rock and roll, il rock and roll che si fa tra le 16 corde. E sotto casa a fine sì. Un bonus 60 con 50. Vengono chiamati al centro ring per il consueto saluto. Ricordo ancora angolo blu, Talla Ama, angolo rosso, Simone Perozzo. Ah, ok, è esattamente così, grazie. Inizia la prima ripresa. Dopo vi vuoi trovare solo per dargli. Sì. Allora andai. Ciao. Ciao, ciao. Bellissimo. Pepa. Manca quella blu però. Non è top blu. Zero. Ah, schioccato. Allora, come sempre. Lo sai vedere? Ma blu. Ah, su, Mazza. Vai Simo! non vuoi il capo veloce, puoi stare il minuto anche. Serve un po', serve a me. Chi? Chi ragazzi no? Vai Simo! Vai Simo! Sì, Simo!
Rispondi però, Blu. Rispondi, non ti reagisci mai ai colpi. Non risponde, e Blu non risponde. Termina la prima ripresa. Simone Berto, segretario della Fiera. E Mauro Carla, Giappone Via. Tiene, angolo blu. Andiamo a vedere un replay. E quello là al sinistro del rosso. Di cosa? Fuori in secondi, second out. Inizia la seconda ripresa. Bello! Bello il blu. Lascio l'equilibrio. Ecco. Allegato. No. Il blu sta venendo fuori. Blu sta venendo fuori. Vai col destro! Parti col destro, blu. La pe- Bello. Bello. Lì è entrato il rosso. Bravo rosso, è rientrato col sinistro. A testa del blu, però. Il destro, bello. Ma tutti e due non è che hanno un grande guardia, insomma. Che scambio. Che scambio. Lo va a sentire il sinistro però. Lo va a sentire il sinistro al corpo che ha. Dai, dai, dai. Bravo. Bravo rosso. Concentrato, blu, concentrato. Bello. Dai, 10. Bello. Questo è il gol della seconda ripresa. Tiene Bravi, bravi. e Simone Perotto, Thai Dragon Team di Abadi, l'angolo rosso.
Fuori i secondi, seconds out, pronti a vivere per la prima volta. Oggi pomeriggio la terza ripresa. Inizia la terza ed ultima ripresa. Sono i junior, quanti... Hai le foto della locandina? Non sono questi junior? Ma va per me la c'è connessione, va per la connessione. Questo. 3x3. Giorgio, Anavi, da, lo tieni qua. No, nelle prime. 3x2. Sono junior. Youth quanti anni hanno? Io sono un junior. Lo stesso un junior. 15-16 anni dovrebbe avere. Bello il sinistro, bello. Il destro è arrivato però. È arrivato il destro, di nuovo. Tieni sul sinistro se arriva il destro, no? Bello. Bello. Dai, dai. Lì è arrivato di nuovo. Il sinistro alto se ti arriva col destro, no? Teoria vittoria blu. Però. Vittoria blu. Ho vinto 2 riprese su 3. Vai Simo! Bravi! Dai, dai! Ero a 60 fps. Fai sempre quello, stanco. Dai, bello, di nuovo sotto. Oh, il sinistro di nuovo. Dieci. 10! Questo è il gol della terza ed ultima ripresa. Simone Perozzo, box dell'angolo rosso, Time Dragon Team. Mi sbilancio, ho vinto il blu. Giornata in questo 12 febbraio 2023 dove vogliamo non soltanto celebrare la box ma anche celebrare il ricordo proprio di Alex Ruffini. E allora Padova Ring in collaborazione con Cancer Drugs and Rock and Roll. Qui, come vi dicevo, abbiamo anche il fratello Martino Ruffini che si occupa proprio del sound degli amici dei War Snakes. Più tardi avremo modo di ascoltarli e di ascoltarci il loro rock and roll. Ma ora vediamo un po' l'esito del primo verdetto di questa giornata. Sono stati raccolti e consegnati nelle mani del commissario di riunione Germano Della Vedova. E questo primo incontro viene vinto ai punti dalla grazie a Damiano Dal Senato, ovviamente e bello anche questo abbraccio tra questi due pugili che baciano e quindi bello il nostro applauso. Cerchiamo di fare il possibile
con l'audio e procediamo con una certa rapidità nel dare il benvenuto anche cioè, al prossimo arbitro che sta per salire e come di consueto quando sale per la prima volta sorriga lo accoglieremo con un applauso, quindi facciamo il passaggio di consegne tra l'arbitro Damiano Pasinato e l'arbitro Claudia Allawi. So, lui chi me la sa roba qua? E siamo pronti per andare a vivere anche il secondo incontro nel programma, anche questo si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. In questo caso permettetemi di fare, come abbiamo prima dato onore e un saluto ai 2 campioni olimpici, 2 campioni mondiali presenti tra di noi, perché insomma abbiamo Patrizio Riva, che è anche responsabile della ricerca dei talenti per la FPI, e Maurizio Stecca, che ormai il Veneto lo frequenta davvero da tanto tempo e con grande successo, ma in questo momento è già salito all'angolo accompagnato dal decano dei maestri, perché abbiamo con noi Meo Gordini all'angolo blu, è già salito all'angolo blu con i suoi 72 kg, Amen Botatur. ASD Gordini. E all'angolo rosso nuovamente porta bandiera in qualche modo dei colori di casa, perché ancora la Thai Drago Team è pronto per salire accompagnato dal maestro Max Stellin, Antonio Malerba. Come detto, 3 riprese da 3 minuti, arbitra la signora Claudia Allawi. Cercava Gianmarco. Io ho parlato su 4 persone, ma che Ok, adesso grazie anche alla regina Stay con la sua regina, ci accompagna con un po' di musica, un po' basso. I 2 atleti, scegliete la musica perché ci concentriamo su quello che sarà l'esito del rock and roll per le 16 donne. Inizia la prima ripresa. Questi, eh? E il destro? Parte mai col destro blu. rosso, no, spiegami due così. Federico no. Junior, No. Youth. Bello. Sì, mi è scappato via. Scappa via rosso. Testa bassa. Ah, che ti se non ti fai quello che ti dico mi. E quando ti facciamo i colpi te va a partire. È più picchiatore è blu, eh? Aggressivo, sempre fortunato, senza aspetta. Io ho insegnato 3 combinazioni da portare. Basta che se porta colpi non sta là a guardarlo, non c'è. Sì, sì, no. Devo spiegare cosa va a fare. Andare a fare. Ma non gira i colpi rosso però. Sappi che fare. No, perché ha detto Telefonare.
detto se ti riesci ti, faccio venire sui lui, vabbè, lui per non hai problemi. A riprendere ora. Farai live, vabbè, nessun problema, pubblicità. Sì, sì, Jessica, arbitro donna. Fa un mondiale, e la mondiale fa un match di possibilità mazza. Europeo, perché è d'accordo. Chi? Organizza un sacco. Non so. Vorremmo. Quindi voglio fare le cose. 10! 10. Io darei anche un 9. Questo è il gol che chiude la prima delle tre riprese tra Amen Bordo, S di Gordini e Antonio Malerba dai Drago Amoroso. Vai Marco. Poi così. Poi qualsiasi cosa, Orazio. Poi qualsiasi cosa, Orazio. Seconda ripresa. Copyright. È aggressivo il rosso, è blu, è aggressivo il blu, picchiatore, un picchiatore. Il rosso gli deve uscire. Dai. Aspetta troppo. Il rosso lo aspetta troppo, deve fare di più. 1, 2, 3. Metti il... ciao. Ciao. Ma se non mette colpi, non mette colpi, non mette colpi. Aspetta sempre. Cosa aspetti? Dai. Vai. Non solo jab, metti... eccolo là. Vai. Eccolo là che l'ha preso. Ma il picchiatore gli va sotto, non è... Vedi? Vedi che porta solo un colpo rosso, dopo l'altro viene avanti. Deve portarne di più e uscire. Dopo non ha colpi, dopo non ha colpi pesanti, quindi quell'altro non prende paura e continua ad andare avanti, no? Non può farlo, non può farlo. Oh, che incrocio, ragazzi. Che cazzo di incrocio. Oh, finalmente gare a Gio. Finalmente gare a Gio rosso. Termina la seconda.
Commentiamo. Inizia la terza ed ultima ripresa. Madonna, partito subito cattivo. Rosso o blu? Ma adesso la reagio rosso. Oh, finalmente. Rosso, così, dai. Incrocia, lo incrocia. Cattivo, eccolo. Oppa. No, gli ha fatto il perno, gli è uscito col perno il rosso. Perché? Bello perché Finché l'arbitro non ferma, non può. Ah, richiamo ufficiale. eccolo. Richiamo ufficiale, ragazzi. Perché continuava a girarsi, testa bassa. Richiamo ufficiale. Guarda che non mi richiamano per i ganci all'americano. Sicuro? E tu porta diretti? E montante, forse. Ma si butta addosso il due però. Mica capito che l'ha richiamato adesso. Sto tenendo. Sempre De Juri? Sì, De Juri. Da Dinami. I blu. Porca puttana. Bastia, che missili. Che missili, ragazzi. Questi facciamo replay. Madonna, un'altra volta. Che missili che ha tirato. Che missili, ragazzi. Che missili. È un'altra volta. Un'altra volta. Cattivi. Ha vinto blu anche qua, Non c'è canzone. La P in cucina. No, non per Dio. Si va sulle teste sul cazzo poi, scusa, sto dico. Andiamo, dai. Dai. Un bel tempo, va. Gli tiene la testa bassa, però. Dai, non lo può tenere giù. Reagisce solo quando c'è di non lo vince così round. Termina qui la terza ed ultima ripresa. E questo secondo incontro viene vinto ai punti dall'angolo Amin Portatore ST Cordini. Vengono consegnati, vi dicevo, gli omaggi targati Y Sport, sponsor ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana, che oggi davvero è ottimamente rappresentata per quanto riguarda i grandissimi campioni che abbiamo tra noi. Mi dicono, ma io non l'ho ancora visto. Intanto saluto altre persone amanti del pugilato e praticanti del pugilato.
Mi dicono che tra noi ci dovrebbe essere anche Silvia Svinsborg-Bortot. Fatemi, eccola, 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 eccola. Allora un applauso a colei che probabilmente tra maggio e giugno, beh, Cazzardi, prendete l'applauso da parte di tutti, ecco, ecco, ecco. Stiamo parlando del pugilato femminile ai più alti livelli e mi fa molto piacere vedere questo staff femminile, almeno targato Padova Ring, dove qualcun altro è anche da poco passato al professionismo e farà il suo debutto a breve. Allora un applauso anche alla nostra Vittoria Parigimini, anche lei si può alzare. Eccoci qui, fantastico. Grazie, perché il pugilato non è più soltanto maschile, anzi il pugilato femminile è a tutti gli effetti quello che è riuscito a portarci una medaglia alle ultime Olimpiadi. Nel frattempo però Marco Zanatta ha preso il posto tra le 16 donne per la prima volta. E allora andiamo ad accogliere a lui il compito di seguire e di gestire il terzo incontro valevole per questo 12 febbraio. Qui ci scontriamo tra il Nord Italia con la box di Gotha e il portabandiera dei colori della Padova Ring. E allora, portabandiera dei colori della box di Gotha, entra Catalina Montazzi. L'applauso sempre quando entra un utile, a prescindere dalla tua venga, a prescindere dalla tua squadra, rappresenti. Lui ha avuto il coraggio di fare questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gradini e quindi è già diverso da tutti noi. E allora sono davvero felice di poter chiamare sul ring, portabandiera dei colori della Padova Ring, il nostro Sidi Shaker. 66 kg la bilancia all'angolo rosso, 67 all'angolo blu. Si disputeranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti in questo terzo incontro. Inizia la prima ripresa. È troppo ovvio.
Bello questo incontro. Bello. La testa. Questo è il gol che chiude la prima delle tre riprese tra City Shakespeare e Katharine Botazzi, rispettivamente anno rosso, il box di Cotra, anno blu. Secondi. Inizia la seconda ripresa. Forte qui di elicottero. Bravo, rosso. Bravo. Ho messo giusto il colpo. Bello incrocio. Bello. Sangue dal naso. Sangue dal naso. Distrae. Ostio. Guarda, tutti quelli a fango. Ah? Questa massa anche. Sidi! 10.
Bestia. Vieni in fuori il rosso adesso. Bestia puttana. Questo è il gong che chiude la seconda ripresa tra Carmine Montazzi e Sidi Shepard. Inizia la terza ed ultima ripresa. Bestia. Di nuovo. Stio qua. Finisci. Che razza di destra, sinistro che amo. Eccolo là. Non fatto mai che sotto, misto. Metterò subito il gancio però, non aspettare. Bastia, anche Nishi. Un'altra volta. Quarta volta che ho ciapo. E questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Carmine Montazzi all'angolo per la bossa di Cotera e Sidi Shepard per Padova Riga all'angolo rosso. E fidatevi che questi 9 minuti sono stati ben potuto vedere molto intensi e quindi davvero ancora un applauso.
Musica. Queste lì le invidiato. Vengono consegnati anche gli omaggi pagati Y Sport e vengono immortalati questi momenti con questo saluto. Anche collega per salire all'angolo rosso, ma giustamente ed è proprio che ha affidato nelle sapienti mani del benemerito maestro Gino Freo l'accompagnamento all'angolo blu della propria atleta, perché arriva dalla Miglia Color, non saprò mai dirlo bene, ma questo è il nome della pugilistica di Napoli, proprio del maestro Patrizio Riva. Come abbiamo detto prima, eravamo a Bolzano con la Vox Nicotera, ora andiamo a Napoli e allora andiamo ad accogliere con un grande applauso all'angolo blu Jessica Galizia. E allora, come ho detto, se noi oggi siamo qui, lo dobbiamo sicuramente al grandissimo impegno di colei che sta per salire all'angolo rosso, la nostra Giovanna Piccoli. Porta a vedere i colori della Pride Dragon Team. Lei vive oggi il suo ultimo incontro valevole per la sua carriera da combattente, perché ha deciso e scelto di fare la carriera di istruttrice, e vivremo i prossimi 9 minuti insieme al maestro Freo e al maestro Max Stellina all'angolo rosso. E tutto è pronto per andare ad ascoltare il gong che andrà ad aprire la prima delle 3 riprese. Inizia la prima ripresa.
5 kg. 75 kg. 75. 75 kg sono. 75, quell'altra è 77. Sì, ma infatti quelli 75 kg. Sui diretti che altri? Iniziato. Sì, Iniziato. più. Anche col tuo corpo, metti. Ma se siete iniziato rientra io. Cambia la guardia. Cioè, posso che cambia guardia. Fatto. Chi? Perché? Fatto. Sì. Ok, Questo è Gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Jessica Galizia e Giovanna Piccoli, le due prime protagoniste. Inizia la seconda ripresa. Senti qualche gancio. Ho visto un po'.
Salutavi, se no mi vogliono gli idraulici. È una differenza tecnica. Eccolo il gong che inizia la terza ed ultima ripresa. Tra poco. Finire. Ed è questo il gong che chiude la terza ripresa di questo abbraccio che si inventa un'amicizia che va ben oltre quello che succede tra le 16 corde tra Jessica Galizia, Giovanna Piccoli, ancora vi ricordo l'applauso molto spontaneo e molto bello. Allora,
lasciamo che sia lui a fare da sottofondo a questo pomeriggio in cui il Palaverta, devo dire, si sta riempiendo e si è riempito ancora una volta. Per questa giornata in ricordo di Alex Urbini in collaborazione tra Padova Ring, Cancer, Drugs and Rock and Roll, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme, che non possiamo che ringraziare una volta in più. Come prima abbiamo sentito dalle parole dell'assessore allo sport dell'architetto su Montone, è la prima volta che il pugilato arriva in Montegrotto, ma speriamo non sia sicuramente l'ultima. Andiamo allora alla lettura del verdetto. E questo quarto incontro viene vinto ai punti dalla Jessica Galizia. Ma un grandissimo applauso per questo abbraccio che sicuramente sarà anche un po' pieno di commozione per questo saluto da parte di Giovanna Piccoli al mondo combattuto del pugilato. Ora qualche istante di musica e noi ripartiremo con il quinto incontro. Porta bandiera dei colori, box Cavazzare, all'angolo pronti per andare ad accogliere Kevin Marton.
E all'angolo rosso, porta bandiera dei colori della Padova Ring, pronti ad accogliere con un grandissimo applauso Luca Targa. Questo incontro si disputa sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti. Arbitra Claudia Aui. Per accogliere Kevin Marcon all'angolo Box Cavazzare, accompagnato niente poco di meno che da Maurizio Stecca, e all'angolo rosso Luca. Inizia la prima ripresa. Kevin. Esci! Via dalle corde. Usa il jab. Oh là. Ancora! Esci! Oh là! Esci! Reagisci! Non un colpo. Parti! Reagisci. Reagisci! Sotto! Sulle braccia, Kevin. Dai, 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 dai. Reagisci col montante! Parti col montante! Non sopra, sotto. Non andare le corde. Conta. Sempre in passiva. Inizia la seconda ripresa. Diretto. Metti il destro ogni tanto. Sotto!
Fa sospensione cautelare. Parti tu! Bravo Luca! Dura. Parti tu! Fatto match del genere. Oh. Questo è il gol che chiude anche la seconda delle due riprese, non chiude il nostro applauso. A inizio la terza e l'ultima ripresa. E parti! Abituato a affrontare i picchiatori. Poi l'altro è bravo perché gli taglia la strada. Stanco bravo. Questo è il gol che chiude la terza e l'ultima ripresa tra Kevin Mandon, box Cavalcare e Luca Targa, Padova Ring. L'applauso per questi 6 minuti lo meritano davvero questi due giovanissimi atleti al peso dei 64 e 67 kg rispettivamente per l'angolo blu e per l'angolo rosso. Vi ricordo ancora l'angolo blu niente po' di meno che la presenza di Maurizio Stecca, che credo si prenda l'applauso di tutto il pubblico presente. Non so se sia necessario ricordare il campione olimpico, il campione del mondo e insomma
Maurizio Stecca, come prima diciamo di Patrizio Riva, non ha certamente necessità di essere presentato, ma ora diamo lettura del verdetto. E questo, giù la musica, questo quinto incontro viene vinto ai punti dall'Alberto Luca Targa Patrick. Musica! All'angolo Mario Cesariano. E all'angolo rosso porta a vedere i colori della Tami Drago Team Cesare Medina. E allora sarà molto bello perché sento il tifo caldo e allora sarà bello anche sentire la vostra partecipazione per quelli che saranno i prossimi 9 minuti di pugilato gestiti e arbitrati dal signor Marco Zanatta. Vi ricordo in questa giornata così speciale dedicata alla memoria di Alex Ruffini tra Padova Ring e Cancer Drugs and Rock and Roll. Sempre valido il principio che dopo ascolteremo The War Snakes e nel frattempo, se vorrete, potrete dare una donazione proprio per Cancer Drugs Rock and Roll. All'ingresso ci sono queste due belle e brave ragazze che aspettano tutte le vostre attenzioni, giusto? È così che funziona. Ma adesso ci riconcentriamo in quello che può succedere tra le 16 corde, tra Cesare Medina all'angolo rosso, Mario Cesariano all'angolo blu. Inizia la prima ripresa. Testa. Cosa? Ti sulla testa.
Parti col colpo quando schivi. E parti. Oh. E Cesare Bedin al lato rosso, Thai Dragon Team. Seconda ripresa. Non fa il tifo per Cesare. No. Ah, tranquillo. Vai Mario! Il tifo qua rosso. Cos'è il tifo qua rosso? Vai Mario!
Abbiamo un tifoso sfegastato di Cesare qua. Il gol della seconda delle tre riprese. Abbiamo un tifoso sfegatato di Cesare. Ma inizia la terza ed ultima ripresa. E Cesare è blu. No, rosso. Vai Mario! Vai! Non spingere. Chiamato. Bello. Dai. E rientra, no! Ancora! Che è stufo. Arriva il fumo. Arriva il fumo. Cos'è la nebbia? Combattono con Una la pianura padana, nebbia. Bello. Vai Cesare! Dai. Abbiamo il tifo qua, il tifo, il tifo. Tifo, il tifo, eccolo là. Dai. E rientra sui colpi che schivi. Oh, è destro là. Ah, schioccato. Dai Cesare. Due! Due! Di seguito! Vai Mario! Tutti i due finì. Lui a fare uno dell'altro, guarda. Entro che finisci in pari sto mondo. Angolo rosso. Se mi consentite di dirlo, questo incontro lo ha vinto il pubblico e il vostro tifo. Complimenti! A prescindere da quello che sarà il verdetto, è stato veramente emozionante sentire quando abbiate partecipato a questi 9 minuti di pugilato. Chiedo ai tecnici di preparare le batterie di ricambio per il microfono che stanno dando segni di cedimento. E andiamo alla lettura del verdetto.
E questo sesto incontro viene vinto ai punti dall'Andrea Mario. Musica. Dell'Apo Box, accompagnato dal mitico Maestro Galliano. Facciamo salire lo yacht con i suoi 70 kg. Hamid Abdel Armani. Pugilistica udinese. E adesso, accompagnato da Enrico Verona e da Gabriella Cesaro, siamo pronti per accogliere il suo vero nome, ma noi la conosciamo in entrambi i modi e andiamo a vivere insieme i prossimi 9 minuti tra Ahmed Abdel Akbari e Carlo Verona. 9 minuti di pugilato che non c'è dubbio seguirete con lo stesso tifo di prima. Lo meritano, ve lo garantisco. Dai Carlo! Inizia la prima difesa. Vai Carlo! Vai Ale! E sei fare le corde! Sulle mani! Dai Carlo! Dai, sei a metà! Tete. Due T e una T. Due T e una T. Dai Carlo! Forza!
Questo incontro qua, spettacolare. Bello. C'è l'arbitro in mezzo, non si vede niente. Mi sono acciappato col montante. Che chiude la prima delle tre riprese tra Ahmed Abdellah, pugilistica milanese Aldo Blu e Carlo Veron, paddling Aldo Rosso. Inizia la seconda ripresa. Preso col sinistro. Spatto col sinistro. Parti col destro là però. Preso. Dieci. Sopra. Questo è Gong che chiude anche la seconda ripresa tra Hamid Abdellah e Carlo Veron.
Inizia la terza ed ultima ripresa. L'ha incrociato. Oh, l'ha incrociato blu adesso. Bello il montante a sinistra. Non ha reagito grosso. Eccolo là! Bella quella là. Dai! Rosso. Perché che voi siate belli tifosi, se siete partiti di box, questi 9 minuti davvero sono stati molto intensi tra Hamid Abdel Akbani, pugilistica udinese, e Carlo Biron, Palmaring, rispettivamente Adolo e Dano Rosso. Applauso ancora forte, gentile pubblico, perché questi due giovani, se non capite nulla di pugilato non avete apprezzato, se capite qualcosa non potete non aver apprezzato. E quindi musica intanto. Questo incontro termina con un verdetto di parità. Fate un bel applauso per entrambi questi due atleti. Che in 9 minuti hanno combattuto fortissimo al meglio delle loro possibilità. Non c'è dubbio, e stanno per lasciare il posto ad altri due atleti per questo ottavo incontro. Una serata lunga dal punto di vista pugilistico, ma certamente affascinante, e non c'è dubbio che abbiamo girato l'Italia in qualche modo, perché adesso andiamo verso la provincia di Verona e poi torniamo sicuramente invece in questa terra, perché tra poco salirà su questo ring qualcuno che non c'è dubbio avrà tanto tifo a seguirlo.
Ma ora lasciamo il posto all'arbitro. Pronta a salire nuovamente la signora Claudia Alaui. E allora, pronti a chiamare non soltanto l'arbitro, ma anche gli atleti. Attendiamo consegna dei cartellini e poi possiamo procedere alla licita dei due atleti. Angolo e Leonardo Loggia al rosso. Il match. Due deboli. Inizia la prima ripresa. Aí. Bello il destro. Bello il destro. Oh, bello il destro. Bene. Eccolo là. Ne ha tanti match sti qua. Ne ha tanti match da come tiri i colpi. Sì, anche sotto, non solo sopra. Cos'è questo? Dopo Un il altro? altro, dopo c'è l'altro. Oh, quando mi vuole l'angolo con un razio, quando chi fa la pausa tra i round, chi parte con la musica, te mi muti il coso, sono già poche versioni copyright. Basta insieme qua. Sì, chi sono? E questo è il gong
Leonardo Reggiana, rispettivamente Box Padalotti a Randuno, Dai Drago Team a Toro Rosso. Inizia la seconda ripresa. Ora! Il rosso. Non so fare così, Adesso lo richiama. E il gomito ma anche. Esplosività. Oh, bello destra però. Tre in linea, vuol dire tre diretti. Eccolo là, bello diretto destro. Tre in linea, vai! Dai, di nuovo! Vai di nuovo! Dai! Dai! Dai, shock. Questo è il che chiude anche la seconda ripresa. Mattia Lazzari e Leonardo Reggiana.
Inizia la terza ed ultima ripresa. E poi rosso. Azione rosso. Bella. Bella. Adesso viene richiamato. Stufo blu. Stufo blu. Stufo blu. E schiva anche a me, ma le stufo non reagisce. Reagisci! Oh! Oh, là, ancora! Ancora! Oh, finalmente un colpo sotto. Dai! 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 A posto? Museo? Sì, sì, beh, devo andare a spiegare. Non aspettare, ma di stecca. Mi stecca? La mattina tardi di Max Barrotti e Leonardo Gian dai team 9 minuti. Tra questi due 80 kg elite che hanno combattuto con i guantoni da 12 once, andiamo alla lettura del verdetto, non di aver ascoltato un filo di musica. Ah? Ha vinto l'ultimo tiro. Pareggio è andato. Non pareggio. Non lo so, pareggio. 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 Ah, però per me aveva vinto rosso. Tiro. Ti chiedo, Sì. non lo vedo di là, non te lo vedo. No, no, no. Dove eri andato? Per me aveva vinto, però hanno dato il pareggio. Dopo
Cava, musica. Vengono chiamati al centro ring i due atleti. Siamo al nono di 12 incontri, pertanto pronti via. Il saluto è avvenuto, ce l'abbiamo fatta e tutto è pronto tra Angelo Chardrov e Elsa Sisai. Inizia la prima ripresa. Quindi Nicottera questo. Triangolo blu. Nicottera. Sei incrociato qua. Mi sono incrociato. Sì, e papier. Dai, muoviti. 1, 2, 3. Ecco. Bello. Testa. Mettiamo della testa. Questa gong Angelo Chardrov e Elsa Sisai. Box di Gottera e Padova Ring. Musica. Inizia la seconda ripresa.
adesso non imparano. Perché ho visto l'avversario di Orazio, fa madonna il triplo di Orazio, quello lì, non lo so, paura. Sì! Basta. I coglioni Orazio adesso devi concentrare. Dai, fermalo, contalo. Questo è il gong che chiude anche la seconda ripresa. Angel Chadrov e Elsa Cesari. Musica. Inizia la terza ed ultima ripresa. Posso dare i guanti da... secondo me l'hanno proprio in anni, quando chi parte con la musica, se te vedi la musica ti smorsi qua, perché sennò mi ciappo e direzione capirai.
che chiude la terza e ultima ripresa, combattutissima ripresa di questi 9 minuti, di questo nono incontro veramente intenso. Musica! Viene accogliamo Gianluca Rizzato. Vai Orazio! Dai Orazio! Ola! Bravo! Dai, dai! Su guardia, su che cazzo guardia. Belle che schivate! Dai. Grande! Via dalle corde! Tanto invento dove. Canto pugno, anche canto. Vai! Oh! Ola!
bella. Dai, dai, dai! Dai Gianni! Rientra! Vai Orazio! Dai che la cara armata. Dai, dai! Vai! Via, via, via! Che caro, reagisci! Dai, dai, di grande, dai. Non sotto. L'altro spinge per un po'. Ma... Dai, Orazio! Sotto. Dai! Dai che hai scoperto! Perché così dentro? Perché non so così. Via, via, via! Sta andando in crisi Orazio. Ecco, dai, dai, dai. Vai Orazio! No! La guardia! Guarda, sempre là, sempre. Montante! Certo ci sta un montante lì. Dai, non aspettarlo. Alato, dai! Taglia. Esci Alato! Taglia! Le corde, dai! Dai, mettilo le corde! Dai! Dai! Tutta! Esci! Ancora il gioco è già autorizzato. Musica. Inizia la seconda ripresa. Dai! Dai Orazio! Dai Gian! Dai Gian! Tieni via, guardia! Taglia! Dai Gian, bravo! Sei più forte Gian! Poco sei. Ma tu stai registrando? Col telefono? No, non va, cioè, delle volte va, aspetta. Rispondi! Madonna! Dai, Ole! finalmente ho imparato, finalmente. L'ho sentito, Dai, dai! Dai, che si è piegato prima! Oh, finalmente lo conta. Che ca... Sì. Forza Gian! Vai Orazio! Vai Orazio! Dai! Dai, Dai Orazio!
Esci montante! Montante! Ma non ti ricorda montante! Tu. Dai, no, poi. Più forte! Più forte! E com'è che stai ascoltando? Oh, hai fallo! Finisce la ripresa, dai! Stavo perdendo io. Dai, Orazio, 10 secondi, dai che è tutta! Dai, incartati, Dio caro! Questo gioco che chiude la seconda ripresa. Orazio Cacciopoli per il ciao organizzato Mauro Rosso Padova Ring. Inizia la terza, ultima ripresa. Ho la memoria piena. Non riesco più a fare video. Dai, Orazio, montante! Montante! Cazzo! Sei e 50. Ma vedi che... Perché non ci sono soldi per terra, Rosso? Dai, Orazio! Dai, Orazio! Dai, Orazio, diretto, dai! Dai, Orazio! Buttalo giù! Che cazzo? Orazio, dai! Dai, cazzo! Dai, Dai, continua! continua! Guardalo! No, ma vai veramente la testa di cazzo! Cioè, non so! Orazio, dai, continua! Dai, Orazio! Continua, più forte! Dai! Orazio, dai! Dai, Orazio, dai! Dai, Orazio! Dai! Dai! Porca troia! Picchialo! Dai, Orazio! Dai! Dai, ora! Ma porco... No, oh, ma che cazzo spingi? Madonna, ti spingo io fra poco!
di merda! In questo 12 febbraio 2023 Calcioppo è già organizzato rispettivamente Newberry e Padova Ring. Cazzo spinge quell'altro, giocanti da un 4 pochine vara. E io vedo già appunto guardare, non mi metto più adesso. Il servizio blu è già avvenuto. Forse anche al giro perdente. Come andare a scaricare con il suono. Posto Giorgio. Posto. Inizia la prima ripresa. Ho fatto mia visita. Non che era con la testa. Non è che ci passa io sempre io, andrà che porta io solo. Ma se tu come va a fare? Dove impara? Andare all'angolo. Dove impari?
Me fatti a regista. Ah, riesci a girare il link del video? Il link come si fa? Beh, mi mandi a me o ti mando io? No, sì. Ciao, allora, Video, te lo giro adesso. Su questa qua. Link copiato. Sabato su fatto un cazzo del Google Week. Ti ricordi che combinazione? Sì. Fammela uno. Mai fatto. Poi fai quello che vuoi, combinazioni che fa quando sei molto più avanti. Prima invece devi essere un'insieme all'attenzione, sai combinazioni qua. Diretti, ti vedi che fa solo diretti. Neanche il montante non sta molto alto. Voi mettessi una combinazione da. Ma voi mettessi, no, voi mettessi Che non aveva la testa? spero là, il primo match. Ma voi versi il match per riuscire a arrivare a fare. Dai, attenzione. Anche senza... Questa è la che chiude la prima di forza di colore ai drago rosso. Seconda ripresa. Una stufata ieri mi fa paura. Beh, ieri sta pesando. Una stufata di quelli ieri. Prossima volta ti porti a fare la light e basta. Se non faccio. Potevo ti vado per trovare, aspettavo neanche che altro. Tu mandato? Sì, sì, ha mandato. Ti ha Ho mandato. già girato tutto. Ciao! Sì, sì. Ah, allora contro Pado? Sarti idea. Stefano. Guarda queste lì. Già Padova. Vai svelando del blu.
insieme al maestro. Undicesimo è un altro dopo. Sì, questo è un altro, basta. Su guantoni però. Bravo. Finché colpisci i guantoni. Seconda ripresa violente. Ma cazzo. Ai ai ai. Sette.
dell'associazione in ricordo di questo grande fotografo e non c'è dubbio che molte fotografie saranno state fatte anche in questa serata. Vi ricordo ancora Cancer Drugs and Rock and Roll. Fermiamoci, ascoltiamo Palaverta. Sia pronto per ballare un po' di rock and roll, non prima di aver goduto anche negli ultimi 9 minuti di pugilato, quelli che staranno per arrivare con il 12° incontro. Ma ora concentriamoci sul verdetto di questo 11° incontro. E questo incontro viene vinto ai punti dall'Angolo. Ciampi e all'angolo rosso della Padova Ring sale Tommaso Squarcina. Anche questo incontro si disputa sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitra il signor Marco Zananda. Al centro ring con fermo seduto e tutto pronto per concentrarci in questi ultimi 9 minuti di box in questo 12 febbraio 2023 qui a Montegrotto Terme. Inizia la prima ripresa. Vai Mario!
Stamattina non ho dormito. Per notte, per 3 giorni di fila. No? La carne bellissima. Dai, prova a sinistra sotto, Mario. Dai, Tommy, dai. Dai, Mario. Che bello. Sì, Tommy, ora. Dai, Mario. Dai, Mario. Vai, Tommy. Dai, Tommy, accelera. Accelera. Ora, Tommy. Mario, aspetta, Tommy. Colpi, Mario. Dai, Mario, ma colpisci. 3 secondi, dai. Vai sotto che è scoperto. Termina la prima ripresa tra Tommaso Scarcina e Karim De Tomaio Ciabi. Dai, Tommy, forza, Inizia la seconda ripresa. Dai, Mario. Dai, Tommy. Dai, Tommy. Dai, Tommy. Dai, che Mario, si può. Dai, Mario, fiducia e basta. Demoliscilo.
Sotto sopra. Dito Tommy, dai! Vai Tommy! Mario, colpisci, dai! Continua Tommy però, continua! Dai Mario! Dai Mario, continua però! Dai, accelera, Tommy! Vai Tommy! Vai Tommy! Mario, dai! Tommy, dai! Vai Tommy! Dai Mario! Dai! Si butta! Dai Mario! La seconda ripresa. E a questo punto consentiamo. Inizia la terza, doppia ripresa. Senão a senha não tá dele. Dai Mario! Dai che va a vuoto solo, va a vuoto solo. Dai Tommy! Bem grande. Forza Tommy, dai! Puta que merda. Vai Tommy! Dai Mario! È l'ultima! Concentrato Tommy! Vai Tommy! Dai Mario, colpisci! Dai Tommy! Dai Mario! Dai Mario! Vai Tommy! Bravo, vai! Dai Mario! Tommy, dai ora però! Sotto, dai ora! Dai, stai là! Vai Tommy! Dai Mario! Dai Tommy! Dai Mario! Vai Mario, dai! Tommy, devi attaccare! Dai Mario! Dai Mario! Entra! Tommy, via, dai!
Tommaso Squarcina, Padova Ring, Alfa Rosso, e Karim, Neto Mario, Sciabi, Moscovese, angolo blu. E allora attendiamo il verdetto di questo 12° incontro in questo 12 febbraio 2023 in memoria di Alex Ruffini in collaborazione tra Padova Ring, Cancer Drugs and Rock and Roll e ovviamente il comune di Montegrotto Terme qui che ci ha ospitato al Malamet. Vi ricordo ancora di venire ed ascoltare ovviamente The White Road Snacks e ovviamente pronti anche per leggere il verdetto e poi consegnare un ricordo speciale in questa serata così particolare. Andiamo alla lettura del verdetto. E questo 12° ed ultimo incontro viene vinto ai punti dall'anno scorso. A Giovanna Piccoli per la terza ex macchina di questa serata e andiamo a chiamare su ring il campione olimpico nonché campione mondiale Patrizio Oliva. Tecnico Massimo Stellini. Innanzitutto, è come stare in questa produzione del corpo, infatti di Alex Ruffini, fotografo rockstar, che è l'unico pedroso ha dovuto combattere con il pancreas e vedendo insomma il disagio e la necessità che c'è nell'aiutare insomma, da parte di molti volontari che si spendevano per aiutare i malati di Covid, ha pensato di dare fondo alle giustizie all'interno appunto del C7 delle rockstar per cercare di raccogliere fondi da devolvere una show che si occupavano della ricerca piuttosto che del volontariato. E quindi Tino, che è lì nascosto perché è un po' allergico ai riflettori, portiamo avanti anche questo il suo nome e cerchiamo di trovare le nostre fondi. I veri vincitori. Musica